pomeriggio a tutti e benvenuti nuovamente per chi ci seguiva anche prima a questa finale di Under 18 Regione Veneto 2019. Prima c'è stata quella maschile, adesso c'è quella femminile. Si sfideranno tra loro la Susanna Imoco Volley San Donà in muta bianca e la Alia Aduna Volley Padova. Quindi abbiamo Venezia da una parte, giocando un po' sulla territorialità, e abbiamo Padova dall'altra. Devo dire che qui sarà probabilmente un gran bel match. Abbiamo nomi molto blasonati, soprattutto dalla parte della Susanna Imoco Volley San Donà. L'anno scorso buona parte di queste ragazze erano nel meeting della nazionale, quindi sicuramente vedremo pallavolo di ottimo livello, come è stato prima con l'Under 18 maschile. Grandissima gara dove ha avuto la meglio il Volley Treviso, ma questa è tutta un'altra gara. Vedete noi inquadrati, io sono Alberto Pancera, qui ho Massimo Salvaso. Ciao, buonasera a tutti, benvenuti ancora sulle dirette streaming del sito di FIPAV Veneto. Sì Alberto, hai detto bene, speriamo che sia una bella finale. Tra l'altro io sono arrivato un po' in ritardo proprio perché arrivo da Chioggia, dove proprio l'Imoco Volley San Donà si è laureata campione d'Italia, quindi ha vinto lo scudetto dell'Under 14, una straordinaria finale contro settimo milanese, un gran bel 3-0, quindi San Donà che si conferma al vertici nazionali, San Donà che continua la tradizione. Parlavo poco fa con il presidente, do solo qualche numero, solo perché me l'ha dato, è fresco. Pensate che hanno vinto finora 51 finali regionali, 105 titoli provinciali, hanno fatto 43 finali nazionali, 6 scudetti, insomma i numeri per dire che San Donà è una grande società che sta lavorando benissimo sul territorio e che è diventata, diciamo, il settore giovanile dell'Imoco Volley. Dall'altra parte c'è comunque una squadra che è la Duna Volley, il Pool Volley, che in questo momento rappresenta l'eccellenza del comitato territoriale di Padova per quanto riguarda la pallavolo femminile, e certamente, almeno sulla carta, i favori del pronostico sembrano pendere per San Donà, ma già per la Duna essere arrivati qua, per Padova essere arrivata qua, è una gran bella soddisfazione. Comunque hanno poco da perdere le ragazze di Padova, secondo me Alberto, quindi mi aspetto anch'io una bella partita. Speriamo, appunto, dico anch'io la parola speriamo, perché appunto siamo qui per vedere dell'ottima pallavolo. Certo. Devo dire, come hai detto tu, San Donà si riconferma il suo blasone, la sua storia, la sua qualità, e credo appunto che con l'apporto dell'Imoco e con una Serie A1 di altissimo livello sopra, lo stimolo sia ulteriore. Quindi già non ne avevano bisogno di stimoli, ma con questo stimolo sicuramente riusciranno a fare anche molto meglio. Parlando di Fanta Pallavolo, credo che possa essere, in una ragazza di buon livello che deve fare una scelta, molto attraente arrivare a San Donà sapendo che sopra c'è anche una 1. Sì, sicuramente fino a qualche anno fa ci si fermava, no? Il settore giovanile, ma la cosa bella di San Donà è che sicuramente ha lavorato in questi anni proprio sulle ragazze, per creare ragazze per l'alto e per l'altissimo livello, e questo bisogna dare atto a questa società di aver lavorato davvero molto bene. Vedremo oggi, come dicevi tu, i nomi delle ragazze di San Donà sono nomi che fanno parte di tutte le selezioni nazionali, e quindi effettivamente il livello è altissimo. Padova, dicevamo, ha poco da perdere, Aduna ha poco da perdere, e sicuramente è una bella opportunità per loro, per i propri tifosi, per i genitori. Sì, quindi io direi andiamo, visto che hanno finito il riscaldamento, come sono inquadrate in questo momento. Diciamo che io leggo quelle di Conegliano di San Donà, tu leggi quelli di Padova. Dai, facciamo. Vado io allora. Vai. Allora la Susanna Volley San Donà gioca con la numero 2 Anna Pelloia, numero 3 Vira Bondarenko, la 4 è Asia Leandri, la 5 è Marica Zennaro, la 7 è Ece Blessing, che abbiamo visto anche in Under 16, l'8 è la Emma Cagnin, la 9 è Omorui Lovet, la 10 è Margherita Brandi, l'11 è Aurora Scantamburo, la numero 12 è Giorgia Frosni, la 14 è Giulia Marconato, la 15 è Emma Rizzieri, la 16 è Emanuela Gorbaghi, il numero 18 è Sara Cortella. In panchina il primo allenatore è Matteo Trolles, il secondo allenatore è Francesco Cervesato. E andiamo a scoprire la Alia Aduna Volley Padova con il numero 1 Emma Tolin, al 2 abbiamo Giorgia Celegato, 4 Sara Bissaro, 5 il capitano Giorgia Turri, 7 Irene Trevisan, 8 Alice Canazza, 9 Ilaria Frasson, 10 Alessandra Sattin, 11 Noemi Porporati, 12 Alessia Ballan, 13 Angelica Tiozzo, 14 Sofia Nalin, 15 Anna Menegaldo. Primo allenatore Lorenzo Amaducci, secondo allenatore Maurizio Gandolfo. Bene, queste sono le squadre, adesso le squadre stanno espletando, eccole qua le foto di rito
prepartita. Tra poco andremo anche a segnarci, possiamo segnare questi fogli, Alberto, abbiamo via libera, molto bene, perché con i Camp 3 non si scherza molto, quindi possiamo segnarci i 2 starting six che tra poco daranno vita a questa finale regionale, che è l'ultima finale regionale della stagione, almeno per il mese di maggio. Poi ci saranno una serie di appuntamenti anche nel mese di giugno che scopriremo durante la telecronaca. Vi daremo come appuntamenti, anche perché tra poco si apre, tempo permettendo, la grande stagione del beach volley, e quindi grandi appuntamenti ancora con FIPAV Veneto per tutte le finali regionali e i trofei che andremo a scoprire anche nel mese di giugno. Poi, come dicevo, faremo il punto. Queste sono le 2 formazioni, la stretta di mano prima del via della formazione. Abbiamo gli arbitri anche, Alberto, ci stanno arrivando i nomi degli arbitri, che come sempre sono preziosi e che ringraziamo sempre per il grande contributo che danno in tutte queste finali regionali. Un ringraziamento poi avremo, credo, anche il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, perché bisogna ringraziare sempre le amministrazioni comunali, le società che collaborano, perché organizzare comunque una finale regionale è molto dispendioso, ci vuole grande disponibilità, quindi il grazie chiaramente va all'Ezzelina Volley Carinatese, che è la società che ospita oggi, società sportiva di pallavolo di San Zenone, che ospita oggi le finali. E quindi vado a presentarti la coppia arbitrale che dirigirà questo incontro. Arbitro in prima dalla provincia di Treviso, Francesca Sartori. Arbitro in secondo arbitro da Vicenza, Giulia Cumerlato, e al tavolo abbiamo il segnapunti Marco Baldanna da Venezia. Questa appunto la coppia arbitrale finale femminile, coppia arbitrale femminile abbiamo oggi. Tutto in rosa, molto bene. Sì, e si apprestano appunto nelle loro posizioni per dirigere questo incontro. E adesso andiamo a conoscere e a segnare gli starting six. Sì, a chi inizierà questo primo set della finale Under 18 femminile. E partiamo dalla Susanna Imoco Volley San Donà con il numero 2 Giorgia Anna Pelloia, con il numero 8 Emma Cagnin, con il 9 abbiamo Lovelet Omorui, con il 10 Margherita Brandi, con il numero 12 abbiamo Giorgia Frosini, con il 14 Giulia Marconato, il libero il numero 18 Sara Portella, allenatore Matteo Trollese. Questa la Susanna Imoco Volley San Donà. Adesso andiamo a conoscere l'Alia Aduna Volley Padova, con il numero 1 Emma Tolin, con il numero 2 Giorgia Celegato, con il 5 il capitano Giorgia Turri, con il numero 8 Alice Canazza, con il numero 13 Angelica Piozzo, con il numero 15 Anna Menegaldo, il libero è il numero 9 Ilaria Frassona, l'allenatore ricordiamo Lorenzo Amaducci. Ci siamo, quindi è tutto pronto per questa finale Under 18, una finale che non prevede la finale per il terzo posto, perché spieghiamo anche questo motivo. Sì. C'è la finale per il terzo posto quando 3 squadre della regione vanno poi alle finali nazionali. È successo nel maschile, siamo in attesa del risultato finale della finale per il terzo e quarto posto. Non è successo quest'anno purtroppo nel femminile, perché solo 2 squadre andranno alle finali nazionali, che sono chiaramente la Duna Volley e il San Donà, e quindi queste sono le 2 squadre che comunque rappresenteranno il Veneto alle finali nazionali. Come dicevo, finali nazionali che hanno vissuto oggi l'epilogo per quanto riguarda gli Under 14, con il successo in campo maschile di Diavoli Rosa di Brugherio, e in campo femminile, lo ricordo ancora una volta, al Palasport Veronese di Chioggia, esaurito in ogni ordine di posto proprio del GL Imoco Volley San Donà, sesto tricolore per la squadra veneziana. E bravo Paolo, Paolo Silvestrini, Paolo Silvestrini, pensa che è 29 anni che allena lì, straordinario davvero. E l'Under 14 penso da una marea di anni, perché l'ho sempre visto. Partiamo con il servizio di Anna Pelloia, il capitano, e trova subito l'Ace. Primo punto di questo primo set della finale del 18 femminile, se la giudica la Susanna Imoco Volley San Donà. Ancora la numero 2, la
regista Anna Pelloia al servizio. Salto flot, mi sembra di aver visto per lei, la vedete inquadrata in questo momento, la concentrazione, c'è la ricezione molto buona della Lia Duna e c'è il primo tempo vincente messo a segno dalla numero 15 Anna Menegaldo. Quindi 1-1 il parziale in questo primo set, va al servizio la numero 13 Angelica Tiozzo. Ecco che rivediamo un bel primo tempo nonostante il muro 2 di Sandonà, mette bene il pallone Anna Menegaldo. Angelica Tiozzo al servizio, ecco il primo piano per lei, salto flot, buona ricezione di Sandonà, giocano una 7 al centro e Anna Pelloia chiama in causa Giulia Marconato che mette a terra questo pallone, secondo punto, vedete il replay in questo momento, azione manuale, ricezione, palla spinta, incrocio di braccio, va a provare la zona 1, punto. Figlia d'arte la Marconato, figlia del grande cestista di Treviso, i centimetri non sono un'opinione come si vede in campo, una ragazza davvero molto dotata dal punto di vista fisico. E c'era questo il servizio di Emma Cagnin che ha messo in difficoltà la ricezione avversaria, c'è la difesa della Susanni Macovoli, Sandonà il contrattacco che finisce out, ne beneficia la Lia Duna Volley Padova, 2-2 il parziale. Emma Cagnin, trevigiana, gioca un po' in casa, diciamo. Sì. Pronta al servizio Emma, un'altra Emma Tolin della Lia Duna Volley di Padova, inquadrata in questo momento. Salto flot per lei, tocca il nastro, ricezione buona e dopo aver ricevuto va anche a effettuare il colpo di attacco, usa il pallonetto Omorugi e trova il terzo punto la Susanna in Mocovolley Sandonà. Vedete il replay, grande stacco, tocco corto, si guardano un po' troppo, vai tu vado io, non va nessuno, cade il pallone. Al servizio Giulia Marconato, salto flot, va a beccare l'angolo, mette un po' di difficoltà, qualcuno tocca l'asta, il pallone e quindi punto ancora per Sandonà, 4-2, allunga 2 lunghezze di vantaggio della squadra guidata da Matteo Trollese. Ancora il servizio con la numero 14 Giulia Marconato, salto flot per lei, buona battuta, palla che termina fuori, ma termina out, non flotta abbastanza, terzo punto per la Alia Duna Volley di Padova che va al servizio con la numero 15 Anna Menegaldo. Salto flotta anche per lei, bella palla, sì, tocca il nastro però, errore, brutto errore del numero 5 Giorgia Turri, il capitano Patavino, quinto punto. Non ha saputo sfruttare una buona occasione la Duna, perché effettivamente l'attacco di Sandonà aveva toccato il nastro, poteva essere un'occasione certamente da sfruttare meglio. 5-3 Sandonà. Abbiamo al servizio Giorgia Frosini. E questo appoggio a filo rete viene un po' lasciato troppo lasciato stare dalla Duna, dalla Lia Duna, che non copre questo tocco di Anna Pelloia, che sembra quasi facile che questo tocco mettere a terra questo pallone. Ancora al servizio Giorgia Frosini, salto flot, palla in campo, sì, flotta molto campo, bene, sì. Bella battuta. Abbiamo avuto la fortuna qui di lato di vedere la traiettoria all'ultimo metro, ha flottato tantissimo, vediamo. Sì, la rivediamo, la palla proprio sulla linea, anzi qualche centimetro. 7-3 il parziale, più 4 per la squadra veneziana nei confronti di quella patavina. Ancora il servizio Giorgia Frosini, vedete inquadrato in questo momento, con l'attacco flot e trova un altro ace e chiama time out coach Lorenzo Amaducci.
riprende nuovamente questo primo set della finale under 18 femminile. Dopo il time out chiamato dal coach Lorenzo Amaducci della Lia Aduna Volley Padova, ha preso il largo la squadra guidata da Matteo Trollese, la Susanna Imoco Volley Sandonà in questo primo set. 8-3 il parziale. Al servizio abbiamo nuovamente Giorgia Frosini con la sua battuta salto flot, 2 ace consecutivi. Buona anche la battuta e infatti non riesce a tenere questo pallone la squadra patavina con il muro di Margherita Brandi. 9 punto. Sta rispettando un po' il pronostico questo inizio di primo set. Sì, diciamo che fino a questo momento il divario tecnico si sta vedendo, vedremo se sarà mantenuto. Fa un po' fatica la Lia Aduna. Gran difesa ora, palla ancora in gioco in campo Padova. È la gran palla questa volta davvero di Giorgia Turri, del capitano. Sì. Gran lungolinea, prima in diagonale poi lungolinea, ecco che rivediamo, lasciano la parallela libera a quelle di Sandonà e Giorgia Turri ne approfitta. Bella palla, quarto punto per la Duna, 4-9, primo set. Alice Canazza al servizio, inquadrata in questo frangente, salto spin. Oh, finalmente vediamo una Eccola, ragazza. finalmente una ragazza che batte il salto spin e batte anche molto bene. Sì, perché trova l'ace puntando il numero 9, Omorui. Ecco che rivediamo, bella questa ripresa che ci fa proprio capire la forza, la potenza di questo servizio. È il quinto punto per Padova, 5-9. E non aveva neanche tanto spin questo pallone, No, era proprio un po' difficoltoso. Questa volta si ferma sul nastro. Però come dicevi tu è bello vedere le ragazze che battono salto spin. Sì, 10° punto. Non sono tantissime. Per chi magari non ha una competenza tecnica e sta guardando questa partita nel femminile, perché non sono tante le ragazze che battono spin, perché il corpo spin, perché sia efficace, ha bisogno di una notevole forza, altrimenti diventa molto facile bloccarlo e quindi per questo non è facile appunto nel femminile trovare l'atleta che sviluppi questo tipo di servizio. Adesso avete visto l'11° punto della Susanna Imoco Sandonà con il muro di Margherita Brandi, ancora molto Brandi. molto attenta in primo tempo sul tentativo di prima intenzione. Al servizio abbiamo Omorui, un mezzo ace suo quello di prima, anche adesso batte bene ma riceve bene anche la Lia Aduna Volley Padova, ma vedo un altro muro. Emma Cagnin questa volta a mettere bene le mani a muro. Ricordiamo molte di queste ragazze nella nazionale per le juniores e in quella che sta diventando la nazionale juniores negli anni scorsi, anche al torneo di Bassano che abbiamo organizzato proprio lo scorso anno di qualificazione. C'erano appunto anche Emma Cagnin tra le altre, quindi fa piacere vedere queste ragazze che continuano il loro percorso chiaramente di crescita con il sogno sempre importante della maglia azzurra. E c'è un altro punto per la Susanna Imoco Volley Sandonà dovuta dall'errore in attacco della Lia Aduna Volley Padova, e c'è un altro time out chiamato da Lorenzo Amaducci. 13-5. Noi andiamo sulla panchina di Sandonà. Avete visto il coach Matteo Trolese della Susanna Imoco Volley Sandonà che dava indicazione alle proprie atlete. 13-5 il parziale in questo frangente di questo primo set della finale under 18 femminile 2019 Regione Veneto. Si riprende nuovamente con il servizio di Omorui, salto flot per lei, rincorsa con un po' di curva, non dritta, riprova attacco da seconda linea Alice Canazza e c'è un altro attacco fuori per lei, secondo consecutivo. 14° punto per la squadra veneziana che allunga a +9. C'è un doppio cambio nelle fila patavine, escono la numero 13 Angelica Tiozzo ed entra Alessandra Sattin. E poi è entrata anche Sara Bissaro e di nuovo adesso inquadrata Omorui al servizio salto flot. Un'altra bella battuta
buona la difesa della Susanna Immoccovoli Sandonà. C'è l'attacco di Emma Cagnin che con un po' di fortuna trova a questo punto il 15esimo. 15-5 il parziale, più 10 per la formazione della Susanna Immoccovoli Sandonà, nuovamente in battuta con la Omorui. La ricezione a filo rete, ai 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 ai, non sfrutta bene questa free ball la squadra veneziana. C'è uno scambio, il pallone non vuole vedere, vediamo questa palla adesso. Ancora difesa e contrattacco, non c'è tanta pulizia di tocco da parte della squadra patavina e mette a segno la fasta Margherita Brandi dopo uno scambio di alto contenuto emotivo ma tecnico un po' meno, ecco. 16-5 il parziale, più 11 per la formazione veneziana. Ancora il servizio con la Omorui. Salto flot ancora per lei, preso di mira il libero. E il muro di Sandonà davvero sta facendo la differenza. 17-5, come dicevo sono le due squadre che giocheranno le finali nazionali Under 18 femminili, che si giocheranno dal 4 al 9 giugno a Vibo Valencia quest'anno, mentre le finali maschili si giocheranno a Chianciano Terme. Parlo sempre di Under 18, mentre l'Under 16 maschile giocherà a Alba Adriatica. Così diamo un po' di, mentre quella femminile ad Amatrice. Questa è un po' di storia. Mamma mia che palla di Omorui da seconda linea, allora veramente è show per Sandonà. Sta uscendo, come dicevamo, la grande differenza tecnica tra le due squadre. 18-5 il parziale attuale, guardate il stacco, buca le mani del muro, un po' intimidito, non credo sia facile, però no, come hai detto tu, non hanno nulla da perdere, forse qualcosina in più la metterei. Ancora il servizio Omorui, dopo questa pipe vincente, continua a dare indicazioni. C'è sempre un po' di timore reverenziale, no, Alberto, quando si gioca con queste squadre un po' così fortemente blasonate, ci sta. Poi credo anche che qualcosa aiuti il fatto che qui sono abituate a giocare finali. Sì, assolutamente. Ma io credo adesso, senza che anticipiamo i tempi e senza voler portare bene o male a nessuno, ma semplicemente parlando in maniera oggettiva, credo che questa Sandonà sia una squadra che alle finali nazionali, dove andrà certamente assieme alla Duna, potrà dire la sua, sì. E secondo me potrà dire la sua ad alto livello, proprio perché è una squadra di giocatrici importanti, ben allenata, quindi ci auguriamo davvero che Sandonà possa ancora rappresentare al meglio il Veneto nella finale nazionale. Chissà, non dico niente per non portare per scaramanzia, ma è certamente una squadra di altissimo livello. Sì, e intanto mentre parliamo sono già a 20. Sì, 20-5, sì, un primo set davvero senza storia fino a questo momento. Cioè, quindi finora una sola squadra in campo. Sì, e facciamo un po' di conti. Se sono a 5 mi sa che devono ancora finire la rotazione. Sì. Devono ancora finire la rotazione, quindi non ha... Ecco qua, questo è un bel punto invece. Speriamo che almeno per questo finale di set ridia un po' di fiducia alle ragazze di Padova, perché comunque insomma se la sono meritata questa finale, è giusto che se la giochino fino alla fine. Invece noi siamo ancora in attesa, perché evidentemente stanno ancora giocando, siamo ancora in attesa del risultato della finale per il terzo posto maschile, che come dicevo è importante perché la squadra che si classificherà al terzo posto andrà proprio alle finali nazionali, quindi siamo in attesa che ci arrivi il risultato finale. E intanto qui c'è un altro punto della Susanna Immoccovoli Sandonà per mano di Emma Cagnin, che trova il muro out. Adesso al servizio si appresta la numero 10 Margherita Brandi, la fautrice di un paio di muri vincenti. Salto flot per lei, palla che flotta molto bene, viene ricevuta alquanto bene anche dalla squadra patavina e trova il money out la numero 1 Emma Tolin, di Emma in Emma. Andiamo qui al servizio, invece si appresta Giorgia Celegato. 21-7 il parziale tra queste due finaliste della Under 18 femminile Regione Veneto 2019. La vedete inquadrata in questo frangente, salto flot, termina out abbondantemente, quasi 2 metri il pallone,
non c'è la caduta finale della caratteristica della battuta flotte. 22esimo punto per la squadra guidata da Matteo Trollesi in questo primo set, che va al servizio con la sua regista Anna Pelloia. Adesso abbiamo finito la rotazione, era partita mi sembra Anna Pelloia al servizio il primo punto di questo set. Mette in difficoltà la ricezione avversaria, attacco da seconda linea, viene toccato dal muro, la difesa dietro un po' ferma nelle gambe e trova l'8º punto l'Alia Duna Volley Padova. Va al servizio per la squadra patavina Angelica Tiozzo. 22-8 il parziale. Buona battuta. Mamma mia che palla. Anna Pelloia ha fatto un'alzatina, se si può dire più, anche se non è il gergo tecnico, per il numero 12 Giorgia Frosini, e trova il diagonale gran palla, vincente. sì. Sui 3,5 metri, gran palla della Frosini. Al servizio abbiamo Emma Cagnin. Ecco qua un mezzo ace che viene concretizzato dalla Marconato, da Giulia Marconato, under 16 in campo in questa gara. Palla 7, 24-8. Sì, al servizio Emma Cagnin, ancora un mezzo ace per lei, e mette a segno questo. Sai che c'è l'invasione? Sì, infatti, così è. Mette a Si segno è fatta prendere un po' dall'entusiasmo Giulia Marconato. Ha toccato la rete, quindi ha regalato il punto numero 9. Vedo dei sorrisi che però non hanno presa per niente male. No, beh, insomma, direi che su 24-8 si può anche permettere di fare un'invasione senza prenderla malissimo. Al servizio Emma Tolin. Bella battuta, è buona anche la Rice. Pipe per Emma Cagnin, viene difesa, arriva una free ball, vediamo come la sfruttano. Oh, che bella difesa, peccato. E con questo attacco di Frosini si chiude 25-9 il primo set della finale under 18 femminile a favore della Susanna Imocovolley San Donà. Noi approfittiamo di questa sosta per ricordare che, come vi dicevo prima, i prossimi appuntamenti con la FIPA Veneto. La prossima finale sarà il 9 di giugno, le finali under 13 maschile e femminile a Fossalta di Piave. Saremo quindi lì per seguire questa finale, dicevo, ma c'è un altro appuntamento importantissimo che riguarda il Veneto, che riguarda Conegliano, che riguarda l'Immoco, ma che riguarda soprattutto la nazionale, ed è il 28, 29 e 30 di maggio a Conegliano, Volley Nation League per quanto riguarda la nazionale femminile di Mazzanti, che giocherà con Serbia, Stati Uniti e Repubblica Dominicana, 3 serate di altissimo livello, e la prevendita è aperta. Invitiamo chiaramente tutti, Alberto, gli sportivi e gli appassionati di pallavolo del Veneto e anche del Friuli, delle zone limitrofe, ad approfittare di questa. I prezzi tra l'altro sono molto, molto popolari. Si va sui siti dedicati di FIPA Treviso, FIPA Veneto, ci sono tutti i link possibili e immaginabili per prendere ancora i biglietti, c'è ancora una buona disponibilità. Sono 3 serate di grandissima pallavolo. La nazionale femminile è una delle nazionali più belle da vedere. Tra l'altro avremo la possibilità di rivedere proprio la Serbia, di nuovo Italia e Serbia, quella che è stata la finale di fatto dell'ultimo mondiale, quindi è una sorta di inizio di piccola rivincita. Chissà, quello che è certo è che sarà sicuramente una grandissima festa della pallavolo, e quindi vi aspettiamo tutti. E mi sa che adesso facciamo un'intervista. Ecco qua, bene. Ci ha raggiunto in cabina l'assessore allo sport del comune di San Zenone, Natalino Pellizzari. Assessore, intanto, come dicevo in apertura di telecronaca, grazie all'amministrazione comunale, grazie alla società che ha voluto ospitare, perché organizzare queste finali giovanili è sempre un bel impegno. E attenzione allo sport, perché non è la prima volta che come comitato veniamo qui come comitato regionale veniamo qui a San Zenone, quindi grazie intanto. No, penso che sia un grazie da parte nostra, perché ospitare queste finali non è da tutti, prima di tutto.
e dopo anche un grazie alla federazione perché ha scelto questo comune, questa società, e anche noi vogliamo dire veramente un grazie anche alla società di questo nostro paese per il lavoro che svolge verso i nostri giovani e la qualità che sta portando in giro per il Veneto e anche il Triveneto, perché visto che erano in B1 e questo è veramente un onore per noi. Tra l'altro c'è una finale che per ora sta vedendo Sandonà prevalere abbastanza nettamente, ma dicevamo in telecronaca una Sandonà che ha all'interno della propria squadra giocatrici che fanno già parte del roster della nazionale, quindi chissà che magari vedremo un giorno qualcuna di queste ragazze con la maglia azzurra, è sempre un sogno, no? No, diciamo che io da parte mia seguo la nostra società e vedo certe qualità e qua si vede veramente su questa finale veramente lei Moco che ha un qualcosa in più della squadra avversaria, però capiamo che si trovano su un'altra società, con un altro pianeta, con un altro modo di accumulare giovani e comunque qua ci sono ragazze che fanno quel salto maggiore verso il professionismo, questo qua si vede. Ecco, dicevo che io vengo da Chioggia dove questa mattina l'Imoco Sandonà è diventata campione d'Italia Under 14, quindi un'altra festa di sport. Questa mattina abbiamo festeggiato l'Imoco. È bello vedere queste ragazze, questi ragazzi che fanno gruppo all'interno dello sport, credo che siano delle cose più belle, no? Da assessore, vedere come possono gioire assieme. Io ho visto questa mattina la finale per primo e secondo posto, le ragazze di Milano che hanno perso piangere in mezzo al campo e le ragazze di Sandonà ad andarle a consolare, credo che siano le cose più belle che lo sport ci regala. Questo è quello che condivido pienamente perché nel mio principio di vita, che ho sempre fatto sport anch'io in ambito calcistico, ho sempre ragionato perché mi hanno inculcato e l'ho vissuto anche nella mia vita, dove chi fa sport ha qualcosa più degli altri, perché il lavoro di gruppo e il sacrificio sono tutte quelle basi che in futuro li trovano sia in ambito sportivo, in ambito lavorativo, in ambito verso la società e tutto questo. Questo veramente condivido pienamente perché vedere un gruppo affiatato piangere per il stesso obiettivo è veramente il senso di appartenenza di un gruppo e questo lo trovano nella vita futura. Il famoso senso di appartenenza che cantava Giorgio Gaber. Grazie all'assessore allo sport Natalino Pellizzardi e grazie ancora per l'ospitalità. Grazie alla voi. Prossima, grazie. Grazie assessore, grazie mille. Allora siamo partiti un po' più equilibrati, 2-2, ma frutto anche di un paio di errori. Adesso abbiamo al servizio Giulia Marconato per la Susanna Imocovoli Sandonà e trova l'ace, neanche averla chiamata. 3-2 a favore della squadra veneziana in questo secondo set. Ricordiamo che il primo set se l'è aggiudicato a GL Imocovoli Sandonà con il parziale di 25-9, se ricordo bene. Vediamo se arrivano notizie per la finale del terzo posto. Vogliamo fare cronaca in tempo reale per quanto riguarda la finale per il terzo posto, che come vi dicevo vede di fronte Calzedone Verona e a volley Schio. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti, perché come dicevo è importante sapere chi delle due formazioni si unirà a volley Treviso e Chioene Padova nella finale nazionale di Chianciano Terme, ma a questo momento ancora sembrano non esserci aggiornamenti. Abbiamo appena visto l'attacco vincente del capitano della Aliaduna Volley Padova, Giorgia Turri. 3-3 il parziale, al servizio invece abbiamo Anna Menegaldo. E che c'è un po' di equilibrio in questo avvio di secondo set. Sono partite meno timorose le ragazze patavine. Addirittura vanno in vantaggio su questo attacco vincente. Le ragazze di Sandonà dicono che la palla era fuori. Non è di questo avviso il primo arbitro e quindi il punto numero 4 e c'è credo il primo vantaggio, se non sbaglio. Sì, il primo vantaggio della partita in questo secondo set della Aliaduna Volley Padova. Mi è arrivata dalla regia un po' di numeri del primo set. Sandonà la regia non sono la regia, sono Mauro Sabina e Gloria Turatello, che ringraziamo sempre, che fanno parte della commissione stampa del comitato FIPA Veneto, che stanno facendo il tabellino della partita. E da loro mi dicono primo set 4 punti per Cagnine e Frosini per quanto riguarda Sandonà e 3 per Brandi e Pelloia. 6 muri per
la Susanna Immoco San Donà, di cui 2 di Brandi e 2 di Cagnin più 3 ace. Qui il parziale 5-4 per la Susanna Immoco, scusate, per la Alia Aduna Volley Padova, appunto, che mantiene al momento il vantaggio in questo secondo set. Dal fronte opposto invece adesso al servizio Giorgia Frosini, la numero 12 veneziana, inquadrata in questo istante. Salto float per lei, trova un mezzo ace e lo sfrutta appieno il capitano Anna Pelloia. Attacco diretto di questo pallone arrivato alto e pulito nella sua zona. 5-5, parità. Ecco qui il replay, salto e chiusura sporcata dal muro di Giorgia Celegato. Ancora il servizio Giorgia Frosini. 5-5 il parziale in questo secondo set. Palla che termina in campo, sembrava fuori, invece sulla linea pallone di Giorgia ace. Frosini. Ancora un servizio importante. Ottimo ace e si riporta in vantaggio la squadra guidata da Matteo Trolesi in questo secondo set. Ancora il servizio la numero 12 Giorgia Frosini, eccola qui inquadrata. Buona ricezione per la squadra patavina, salta altissima, viene murata, copertura, riprova il capitano e mette a segno questo pallone, anzi lo chiude in gergo tecnico Giorgia Celegato. Di nuovo parità, 6-6. Siamo partiti con un po' più equilibrio, un po' più show. Pronta Alice Canazza per la Alia Aduna Volley Padova al servizio, inquadrata in questo istante. Salto spin, eccola qui, e trova l'ace, un altro. Dopo quello del primo set, questa volta a subirne il servizio è Emma Cagnin. Ancora il servizio Alice Canazza, eccola inquadrata. Salto spin e trova un altro ace. Però volevamo l'equilibrio, volevamo lo spettacolo e la Duna ci sta accontentando perché è un +2 inaspettato, no Alberto, dopo quel primo set. Vedete qui il replay, molto bene dalla regia, ci offre questo scorcio di punto. Ancora inquadrata Alice Canazza, Ha davvero un bel servizio. speriamo continui a tenerlo. Eccola qui, opla, adesso lavora un po' più di precisione, viene ricevuta bene da Però che palla, Omorui, mamma mia. lungolinea, incrociato di tutto braccio. Eccolo qui il replay, alzata in bugger, Grandissima parallela, davvero. sì, sui 6 metri. A tutto braccio, bravissima. 8-7, sempre in vantaggio la Lia Aduna Volley Padova, inquadrata, avete proprio la fautrice dell'ultimo attacco vincente, Amorui. Buona Alice per la Lia Aduna e trova un buon ottimo attacco ancora il capitano Giorgia Turri. Diciamo una Duna che sta trovando fiducia, quello che auspicavamo, più che altro per lo spettacolo. Chiaramente non ci schieriamo da nessuna parte, ma lo spettacolo, chiaramente le emozioni di questa finale regionale fanno sì che la Duna ora si stia riportando. Questo è un brutto errore in questo momento della partita, E proprio dalla fautrice dell'ultimo attacco vincente, il capitano Giorgia Turri. Fronte opposto va al servizio la numero 10 Margherita Brandi, il centrale della Susanna Immoco Volley San Donà. Salto float per lei, buona la Rice, alzata in zona 4, lungo linea, bella difesa, sì, molto Frosini. bene. Pelloia sfrutta male questa difesa, arriva una free ball, vediamo se la sfrutta la Lia Aduna. No, difende, ancora una free ball. Che palla. Oh mamma mia, Ragazzi, che punto. il decimo, di nuovo +2 per la squadra guidata da È Lorenzo Mattolini che Manuzzi. rivediamo, un tocco vedete sulle mani del muro, ma è ferma la difesa, arriva in ritardo Morugi e il punto è della Alia Aduna, 10-8, mantiene le due lunghezze con Giorgia Celegato, il nastro e c'è il +3 per la Duna, 11-8, chi l'avrebbe detto dopo quel primo set, però
Attenzione che Sandonà deve serrare un po' le fila, forse questo primo set vinto così facilmente. Sì, non vorrei che si fossero sedute un po' Sono troppo sedute un po', chiaramente hanno tutti i mezzi per tornare prepotentemente in partita, ma intanto la Duna è a +3 in questo secondo set della finale regionale Under 18 femminile qui a San Zanone degli Ezzelini. 11-8 il parziale. Attenzione, è una grande battuta e trova un altro ace. 12-8, qui comincia ad essere un vantaggio importante. Secondo me Matteo Trolesi un time out potrebbe anche cacciarlo. Facciamo Vediamo, forse lo vedo. Facciamo... E infatti, eccolo lì, ti ha ascoltato. Ti ha ascoltato. E andiamo subito la linea a Renato Sandella che va ad ascoltare le parole di Matteo Trolese. E c'è Gianluca Garghella, grande Gianluca, sta facendo fare la ola al pubblico di San Zenone, palazzetto gremito, per vedere questa finale. Devo dire Under bravo 18. Gianluca, che è speaker anche della Chioene Arena. È sicuramente più facile farlo in un'arena da 4.000 posti che in un palazzetto da qualche centinaio, però davvero bravo, perché tutto il pubblico ha risposto veramente alla grande. E abbiamo ripreso come era finito il time out. Servizio di Giorgia Celegato, attacco di Emma Cagnin, difesa che tocca il soffitto. 12-9 il parziale a favore della squadra patavina nei confronti di quella veneziana. Quella veneziana va al servizio con il suo regista, il numero 2, il capitano Anna Pelloia. E trova scappa via, sì. 10° punto, doppia cifra anche per la squadra guidata da Matteo Trolese. Trova subito il risultato, il time out chiamato dal coach di Sandonà. Ancora al servizio il capitano Anna Pelloia. La vedete inquadrata in questo momento. Altra bella battuta, questa volta c'è una buonissima iniziazione della Lia ad una volley. Attacco di Emma Tolin, difeso e contrattacco, palla morbida di Emma Cagnin che con l'astuzia trova il punto, mette in difficoltà la difesa della Lia ad una volley Padova, che se potete vedere c'è il numero, l'opposto, il numero 8 che toglie il pallone dalle mani a chi doveva difendere in lungolinea. Ancora al servizio Anna Pelloia. Bella battuta che però non flotta abbastanza e termina out. 13° punto, si riporta +2 la formazione guidata da Lorenzo Amaducci e va al servizio con la numero 13 Angelica Tiozzo. Salto flot, mette in difficoltà Emma Cagnin e arriva una free ball, vediamo se la sfruttano a pieno. Sì. Oh, che brave, vediamo se la tengono. Troppo corto. Noi tifiamo sempre per le difese, no Alberto? Sì. È il gesto tecnico che ci piace di più, qualunque squadra lo faccia, una squadra che difende a noi piace, quindi tifiamo per chi difende. In questa occasione ci è mancato davvero poco. Altro punto per la Lia ad una volley, 14-11 il parziale. Non riesce a riprendere il largo come ha fatto nel primo set la Susanna Imocovoli Sandonà. Ma sai, la battuta della Duna sta creando grossi problemi, stanno forzando molto rispetto al primo set. E adesso Emma Cagnin attacca e viene difesa, contrattacco della Duna. E adesso di nuovo contrattacco messo a segno da Giorgia Frosini. Mette a terra questo pallone, direi quasi un po' che scotta, perché bisognava... Sì, questa è una palla andata un po' sul sicuro. Anna Pelloia proprio 14-12 il parziale. 14-12 il parziale, al servizio Emma Cagnin. Bella battuta, alzata in bagger. Muro posizionato bene. Però, bel mania fuori, un po' di fortuna, ma ha giocato con grande astuzia. Non ha girato le mani
Marconato all'ultimo Sì. non gli ha dato il colpo da farla andare dentro il campo. Brava Canazza a giocare sul money out questo pallone. 15 chi batte, Ali Aduna Padova. 12 che riceve Susanna Imoko. Volley Sandonà, è il secondo set, ricordo il primo set è vinto da Sandonà. Largamente 25-9. Vola Ui là, che altissima. bella. Vola altissima Omorui. Mamma mia, e si permette di piazzare un pallone, di appoggiarlo in mezzo al campo. Guardate il tocco. Sì, sì, molto bello. C'è arrivato il libero della Duna. Ilaria Frassone. 15-13 parziale. Adesso abbiamo Giulia Marconato al servizio. Anzi no, è Irene Trevisan in campo in questo momento, chiedo scusa. Bella battuta, alzata in bag, si No, posiziona bene. No, è Ilaria Frassone, scusate. Cambio di numeri sulla lista. Che palla. Una pipe di Emma Cagnin. Sì. Allora -1 Sandonà, 14-15. Ecco che la rivediamo. Pelloia, bella palla, una pipe leggermente spostata anche per Emma Cagnin. Ancora il servizio Giulia Marconato. E trova l'ace. Importante perché regala la parità, 15-15. E adesso vediamo se Sandonà, se la Susanna Imoko Sandonà prende il largo come nel primo set, oppure se la Ali Aduna Volley di Padova riesce a tenere testa. Errore al servizio, si riporta in vantaggio la Ali Aduna Volley di Padova. Intanto presidente Maso ci dà la notizia che la finale per il terzo e quarto posto dell'Under 18 maschile è finita al quinto set, ha vinto la Calzedonia Verona per 3-2 sulla volley, quindi la Calzedonia Verona sarà la terza squadra che parteciperà alle finali nazionali assieme a Volley Treviso e Chione Padova. E mentre aggiornavi di questo ottimo risultato per la Calzedonia Verona Gialla, è entrata al servizio cambio tattico Noemi Porporati. Grande specialista del beach volley, Noemi Porporati. Per le altre cose. E c'è la 7 messa a segno da Margherita Brandi, di nuovo parità 16-16. Quindi combattutissimo questo terzo e quarto posto maschile. Sì, poi vedremo anche i parziali appena ci arriveranno, ma intanto Roberto Maso, presidente FIPAV, ci ha voluto aggiornare in tempo reale, era il telefono con la commissione arbitrale, ci ha dato questo, ripeto, importante risultato perché regala la finale nazionale a Verona. Abbiamo visto un'ottima battuta della Frosini e adesso la Susanna Imoko Sandonà sta un po' spingendo sul gioco e la Duna adesso commette fallo di invasione, si riporta in vantaggio. Sorpasso della Susanna Imoko Sandonà, 17-16 il parziale. Ancora al servizio Giorgia Frosini, inquadrata in questo momento. Scappa via il pallone. E c'è l'ace, 18-16 più 2 e chiama time out Lorenzo Amaducci. Vediamo se andiamo a dare, no, pensavo ad ascoltare le parole del coach della Ali Aduna Volley Padova. Bene, questa che state vedendo appunto è la finale Under 18 femminile. Per chi si fosse appena collegato, siamo nel time out del secondo set di questa finale. Il primo se l'ha aggiudicato la Susanna Imoko Sandonà, il secondo è un po' più combattuto, conduce la squadra veneziana 18-16 dopo essere stata sotto per buona parte del set. Adesso si riprende questo secondo set, al servizio si appresta Giorgia Frosini, mentre state vedendo inquadrate il pubblico di Carainati, frazione del comune di San Zenone degli Ezzelini di Treviso. Eccola qui Giorgia Frosini, pronta ad effettuare il servizio. Salto float per lei. Che bel muro. Gran muro di Giorgia Turri. La Duna rimane lì. C'era questa sorta di free ball attaccato
Frosini da seconda linea all'opposto di San Donà, ma il bel muro l'avete rivisto del numero 5 Giorgio Turri, capitano della Duna, mantiene a galla. Intanto c'è un cambio in cabina di regia, esce Anna Palloia ed entra una vecchia conoscenza delle finali regionali, perché l'abbiamo vista anche in cabina di regia S. Blessing, la palleggiatrice anche della formazione Under 16. Devo dire che la formazione di San Donà è una sorta di Under 17, perché ci sono tantissime ragazze del 2002 e gioca anche con 2 Under 16 in campo, perché esatto. abbiamo Marconato e Puntella Eze 2003, bellissimo attacco da seconda linea, arriva una free ball, vediamo adesso se la sfrutta a pieno la squadra patavina con il proprio capitano in attacco. Sì, la sfrutta, sì, 18 pari, che bel secondo set che stiamo vedendo. Sì, molto più aperto e più combattuto. Sì. È brava, proprio fuori del muro non bassissimo, quello di San Donà, con il punto della Duna. 18 Attenzione. pari. E adesso abbiamo Alice Canazza, salto spin, vediamo se fa un altro ace come ha fatto fino ad ora. Questa volta scappa il braccio, come si dice. Sì. E si riporta in vantaggio di una lunghezza. Il vantaggio la Susanna Immocovolli San Donà. Al servizio abbiamo Omorui. Salto float per lei. La ricezione è buona, abbiamo una fast. Che bella difesa, sì, arriva qui è un po' ingenua. Ragazzi, qui ci vuole un po' più di cattiveria. Non puoi regalare una palla del genere a una squadra come la Susanna Immocovolli San Donà. Ha ringraziato e Emma Cagnin ha messo a terra questo pallone, addirittura passando sopra il muro. 20-18, si porta a più 2 la formazione guidata da Matteo Trollesi. Questo secondo set va al servizio ancora con Omorui. Un salto float con una rincorsa un po' a mezzaluna. Sì, è vero, eccola qua, mezzo giro. La ricezione è abbastanza buona, un po' staccata da rete. Però, bella palla. Si rifà la Canazza, dice, dopo l'errore al servizio trova una money out da seconda linea con questa pipe. 20-19. Il capitano adesso Giorgia Turri al servizio. Bella questa battuta, molto bella, scende e trova l'ace, bloccata sulle gambe. Occhio che siamo 20 pari, un secondo set che sembra non voler trovare un padrone fino a questo momento. È vero, sante parole Massimo, hai usato proprio le parole esatte. Era un po' bloccata sulle gambe Sara Cortella, il libero di San Donà. 20 pari, ancora il servizio il capitano Giorgia Turri. Altra bella battuta. C'è l'ace ancora, attenzione. 21-20, secondo me adesso Matteo Trollese chiama un altro time out. Vediamo. Infatti. La spitterina, sono collegato. Lo stai telecomandando. No. 21-20 il parziale, si è riportata in vantaggio la Lia Duna Volley Padova. Sì, diventa interessante questo finale di set, perché sicuramente la fisicità tra le due squadre è rilevante. Però la psicologia stiamo parlando di pallavolo in cui la psicologia fa la differenza, stiamo parlando di femminile in cui la psicologia viene amplificata, e anche sempre di ragazze pur sempre molto giovani. Bravissimo. Anche se il livello del gioco è altissimo, però insomma. E quindi riprende questo secondo set 21-20 a favore della Alia Duna Volley Padova. Ancora il servizio, questo è il terzo consecutivo del suo capitano Giorgia Turri. Ha fatto 2 ace con i 2 servizi precedenti. Vediamo se Matteo Trollesi interrompe la serie o se Giorgia Turri non fa caso a questo. Mamma mia, ancora una free ball per la Duna. Lo sfrutta? Non lo sfrutta. Muro bello, teso, direzionato verso il campo della Susanna Immocovolli San Donà. Fanno breccia le parole di Matteo Trollesi sulle sue ragazze. Di nuovo parità, vediamo chi si aggiudicherà questo set. Veramente io adesso non saprei dove scommettere. Se dovessi è bello. se dovessi scommettere
qualcosa. Sicuramente da vedere. Sì, Margherita Brandi al servizio. Guardate, in questo momento salto flot per lei. Buona la battuta, la dice un po' meno, palla alla seconda linea, Canazza attacca e trova ancora la pipe di Canazza. Che bel pallone, un po' non reattiva la difesa di Sandonà, e quindi c'è il 22-21, tocca il muro e poi non riescono le ragazze in difesa a tenere alto il pallone. Fatto sta che la Duna è avanti 22-21 in questo secondo set della finale regionale Under 18. Giorgia Celegato al servizio, il centrale della Alia Duna Volley Padova. Salto flot per lei, buona la battuta, la dice anche qui un po' meno, attacca. C'è il muro ancora, gran muro di Vira Bondarenko, esatto, che è subentrata a Giorgia Frosini. Sì. Cambiata la diagonale completamente, fuori Pelloia e Frosini, dentro As Blessing e Bondarenko. Sì. 22 pari, che bel finale di set. Palla staccata, quindi alzata abbastanza alta. Oh mamma mia, che diagonale! Emma Tolin, 23-22 ragazzi. Bello finale di set, tutto da gustare, cambio. Di nuovo in campo, sì, chiude la diagonale, dentro di nuovo Pelloia e Frosini in campo Sandonà. Quindi attacco a 3 ancora per Sandonà con Pelloia in seconda linea e Frosini in prima. Sì. C'è stato un bel... Ho visto una fotografia della Marconato che chiamava una palla e la Pelloia diceva no, quella no. Bellissimo questo scambio. Quella no, non te la do quella lì. E trova il campo punto la sì, Cagnina. assolutamente. 23-23. Bella palla. Di nuovo parità. Ed ora pallone che scotta tra le mani sia di chi batte che chi riceve e chi palleggia, perché allora guardiamo un po' le rotazioni in campo. Abbiamo da entrambe le parti l'alzatore in seconda linea, quindi attacco a 3 per le due formazioni. Abbiamo Emma Cagnin al servizio, vediamo se trova l'ace. No, trova una ricezione più palla tesa in centro, però difende Cagnin. qui Mamma mia, palla ancora viva sotto rete. bravissime entrambe, una sia sulla chiusura che sulla copertura. Aia, forse c'è il tocco. C'è il tocco. Oh, beh, noi l'abbiamo visto, ma le ragazze non sembrano essere di questo avviso. Sembrava, diciamo. Aspetta che rivediamo. Vediamo un po'. Più che a muro mi è sembrato quasi in difesa, però Sì. Anch'io l'avrei chiamato in difesa, però diciamo che le immagini non confermano. Fatto sta che gli arbitri come sempre hanno sempre ragione. Siamo alla palla 7 per la Duna. bravissimo. 24-23. Adesso ci sarà un po' di paura nelle gambe di Susanna e Moco Volley Sandonà. Salto flot, bella palla, vediamo. Svetta Omorudi senza paura, 24 pari. Adesso vediamo se la squadra di Sandonà ha un po' di cattiveria in corpo, perché se veramente quella sopra palla il muro, non sopra il muro. sì, il replay ha reso palese il gesto tecnico. È entrata Marica Zennaro al servizio, cambio tattico, vediamo se è vero che le atlete non hanno toccato sto pallone, se sono sentite ingiustamente danneggiate. Vediamo se adesso mettono una cattiveria giusta. Sì, c'è il muro out, scusate, di Sandonà, quindi ancora una palla 7 per la Duna. Sì. 25-24, bellissimo questo finale di set, come anche del resto tutto il set. È stato molto equilibrato tra queste due formazioni, tra queste due finaliste nazionali che porteranno il Veneto alle finali di Vibo Valencia. A Vibo Valencia. Salto flot per Anna Menegaldo. Questo è un brutto errore in questo momento del set. Aia, 25-25. Sì, vedo ha forzato molto. Però io vedo Sandonà molto in pressione, cioè nel senso... sai, dopo aver vinto il primo set così facilmente, trovarsi 25 pari, annullare già 2 palle 7 per una squadra abituata a vincere non è proprio così facile da gestire. Vedremo cosa saprà tirare fuori dal cilindro la formazione veneziana. Giorgia Frosini ha fatto un gran servizio, adesso difesa, vediamo il contrattacco, qua se lo mettono a segno. Va a segno. E c'è la palla 7 ora per Sandonà, 26-25. Omorui fa un pallonetto spinto molto alla maschile, cioè molto bello, molto tecnicamente perfetta.
Morui che è decisiva in questo finale di secondo set. Questa volta è coach Amaducci a chiedere il time out. E 26-25 in vantaggio appunto la Susanne Mocovoli Sandonà. Ha il set point la squadra guidata da Matteo Trolese. E sentite Gianluca Gargella che cerca di caricare il pubblico però lo vedo impaziente sto guardando le fatte di vedere questo finale di set. C'è molta tensione anche tra i tifosi, chiaramente. Sandonà, perché come dire, mi sembra quasi impossibile di poter perdere questo set, ma la Duna veramente ha giocato fino a questo momento un'ottima pallavolo, specialmente in servizio e in contrattacco. Giorgia Frosini al servizio, vediamo qualche servizio fa. Il silenzio nell'attesa di questo colpo, salto flop. Eccoli, un mezzo ace e Margherita chiude. E l'altro mezzo arriva 27-25, 2-0 Sandonà. Ma che fatica e quanto brava è stata la Duna in questo secondo set. A tra poco per il terzo set. Ed eccoci qua, approfittiamo della sosta tra il secondo e il terzo set, ricordo con il volley Sandonà avanti 2-7-0 sulla Duna Volley per abbiamo un altro ospite importante. Abbiamo avuto prima l'assessore allo sport Natalino Pellizzari, ora abbiamo il sindaco di San Zenone degli Azzolini Luigi Mazzaro che ci onora della sua presenza. Innanzitutto grazie sindaco, grazie come dicevo prima al suo assessore a nome anche della FIPAV Veneto, perché è importante trovare impianti di questo genere, società come la Carimatese che ospitano queste finali di così alto livello. Beh, è un'enorme soddisfazione vedere questa palestra piena, soprattutto vedere tutti questi ragazzi. Sono i momenti più belli che vive una comunità, vedere soprattutto i giovani che sono qui, che si confrontano a fare sport, e lo sport sappiamo quanto è importante per la loro crescita e proprio per diventare uomini e donne e affrontare anche la vita. Ecco, voi comunque avete una bella tradizione di pallavolo qui a San Zenone. Grazie alla società volley noi veramente da anni siamo un punto di riferimento per il territorio, ma in questa palestra c'è sempre tanta affluenza, vuol dire che la gente la sente. Qui ci sono i nostri ragazzi di tutte le età che partecipano e le assicuro che noi abbiamo sempre cercato sullo sport di avere una particolare attenzione, perché diamo tutto il supporto possibile, perché è giusto che sia così, sappiamo quanto è importante, come dicevo prima. Ecco, pallavolo è uno sport al femminile, anche molto maschile, abbiamo due nazionali importanti, tra l'altro la settimana prossima, come dicevo, ci sarà a Conegliano questa tappa di Volley Nation League. Lei segue la pallavolo? È appassionato? No, piace? a dire la verità, è un tifoso di calcio? Sì, l'ho seguita attraverso questa società che abbiamo qui in paese, ma direttamente non sono mai stato coinvolto, diciamo, anche se il rapporto con i dirigenti è ottimo, non dico quotidiano, ma quasi. Ma quasi. Veramente... Anche perché è fondamentale, no? Questa sinergia tra istituzioni ma tra l'altro, e società sportive. È importante anche sottolineare che questa palestra, come la vedete oggi, è stata messa a nuovo di recente. Per dire quanta partecipazione e come è sentita dal territorio, noi abbiamo preso un contributo, abbiamo messo dei soldi per cambiare l'illuminazione, la pavimentazione, certo, le tinte. Mancavano dei soldi. Una mattina ho contattato alcune aziende, dopo 2 o 3 ore avevamo tutti i soldi per fare il lavoro. Questo vuol dire essere comunità, sentire l'importanza non solo da parte di chi partecipa, ma è una comunità, sono le aziende del territorio, certo, che sanno che devono contribuire alla crescita in generale di tutta la anche perché poi c'è la concreta possibilità che i propri figli o le proprie figlie siano qui, no, certo, a fare sport, quindi vuol dire è un investimento su se stessi. È sempre uno dei migliori investimenti questo va fatto nello sport. Abbiamo una bella realtà col volley, abbiamo il basket, abbiamo il calcio, perché vedere per esempio il pomeriggio i pulmini che vanno a raccogliere i ragazzi nelle famiglie
vengono qui a giocare, dopo li riportano. È una comunità attorno ai propri ragazzi e questi sono valori che sono da conservare e da sostenere. Grazie. Grazie al sindaco di San Zeno Terrini, Luigi Mazzaro, lo ringraziamo e lo aspettiamo per le premiazioni dopo. Ok, Grazie, buon pomeriggio grazie, a lei, grazie a lei. Torniamo in cronaca, è iniziato il terzo set della sfida della finale Under 18 femminile con il primo punto messo a segno dal volley San Donà. Un secondo set giocato punto a punto ma molto bello e grande difesa in questo momento di San Donà con il proprio libero Sara Cortella. E ancora buon gioco il muro. C'è un cambio, è entrata la numero 16 Emanuela Agbortabi al centro al posto mi pare della numero 10, anzi no, di Giulia Marconato. Grazie Alberto. Eh sì, ha fatto questo cambio al centro Matteo Trollese. Anna Pelloia è partita forte al servizio, 2-0 appunto per la squadra veneziana, e con questo errore si porta della lì ad una volley Padova, la Susanna Imocovoli San Donà si porta 3-0 in questo terzo set. Nuovamente il capitano Anna Pelloia al servizio. E trova un ace, 4-0, ace in lungolinea, parte molto forte la Susanna Imocovoli San Donà. Ecco la regia che ci ripresenta questo servizio vincente. Ancora Pelloia in battuta. Altra battuta velenosa, palla alta, il muro a 2 si posiziona bene ma non gira le braccia verso il dentro, verso la parte interna del campo, la palla finisce out, un po' indispettita lo sguardo di Giorgia Frosini. 4-1 il parziale, primo punto in questo set della Ali ad una volley Padova che va in battuta con Anna Menegaldo. Errore del servizio, si semplifica ulteriormente la strada per la vittoria di questo terzo set alla Susanna Imocovoli San Donà, se la Lia ad una volley inizia anche a sbagliare i fondamentali base come il servizio. I due set ball non concretizzati evidentemente pesano un po' a livello psicologico. E non capita spessissimo di averli contro San Donà. Però continua a giocare bene il numero 5, capitano Giorgia Turri. Secondo punto. Poi sarebbe bello capire con quanta percentuale hanno giocato il set precedente la Lia ad una volley, che marcia hanno ingranato. Ecco qua abbiamo la canazza del servizio, salto spine, vediamo. Abbastanza morbida. Pelloia pensa infatti di giocare il primo tempo, difende la Lia ad una, contrattacca, palla a filo rete. Questo è doppio fallo. Doppio tocco. Era un po' dubbio il palleggio di San Donà in effetti. Sì, no, ok. No, essendo in seconda linea la Pelloia, essendo il pallone andato di là. No, è in prima linea Pelloia. Pelloia, no, in seconda linea. Sì, era un po' infatti Amaducci stanno, ci sono ancora le proteste della panchina che evidentemente sono accorti con un attimo di ritardo anche loro che era in seconda linea, la palla è andata dalla parte opposta, quindi effettivamente poteva essere considerato fallo. Sì, non precisissimi gli arbitri in questa situazione dal nostro punto di vista, chiaramente. Poi certo. come sempre bisogna essere lì ad arbitrare, però diciamo che noi siamo seduti qui, vediamo il replay esatto, e non abbiamo la tensione. Esatto, quindi qualche errore ci sta anche se gli arbitri sbagliano, per carità. Sbagliamo tutti, possono ovviamente sbagliare anche loro. Tutto braccio, la palla termina fuori e prende il largo decisamente San Donà, 7-3 in questo terzo set. Al servizio si appresta Giorgia Frosini. Bella battuta, è buona che la Ricce, alzata dietro e si insacca. Pallone insaccato, troppo staccata dal muro Omorusi e il pallone gli rimane un po' sotto. Ecco che rivediamo, vedete, palla che arriva
Arriva un po' in ritardo in realtà Margherita Brandi, sì. Pronta Quarto al servizio. punto, 4-7. Giorgia Celegato al servizio. Bella, mezzo ace, vediamo se lo concretizza, invece no. L'alzatore Pelloia mette bene le mani a muro, adesso le mette bene anche il muro a 3 di Sandona, e Pelloia questa volta è in prima linea e lo fa vedere. 8-4 il parziale, di nuovo più 4 per la formazione guidata da Matteo Trolese in questo terzo set. Guardiamo il replay, nessuno che copre l'alzatore in prima linea. Caspiterina, non fosse neanche bassa, non lo so. Al servizio abbiamo Omorui. Aia, palla alta, attacco da seconda linea, buono. E Maccagnin mette a segno un diagonale. Ci pensa lei. Di tutto braccio. 9-4 più 5. Al servizio ancora Omorui. Ricezione un po' staccata, palla alta in zona 4, diagonale, difesa molto bene dal libero Sara. Chirurgica Maccagnin, chirurgica. In palleggio dopo un'alzata non perfetta di Pelloia, rimedia con questo palleggio precisissimo, è un po' ferma la difesa di Andiamo Duna. Sì. E va Renato Sandella a sentire cosa dice Lorenzo Amaducci. L'unica rotazione in cui teniamo una copertura di pallonetto è la regista che fanno un palletto dietro il muro e la palla. Anzi, se la ricopertura è in maglia, il tuo è mai 2-4, deve essere precisa però. Noi in mezzo a 4 e mai. E riprende nuovamente questo terzo set, potrebbe diventare decisivo qualora se la giudicasse la Susanna Immoco Sandona, che sta conducendo 10-4 nei confronti della Alia ad una volley Padova. Al servizio ancora la numero 9 Omorui, rincorsa a mezzaluna per lei e salto flot, bella palla, la riccia è un po' staccata però viene spinta dal regista Patavino, contrattacco da seconda linea, mamma mia, di Giorgia Frosini. Vediamo se la regia ci ripropone il replay. Grandissimo, eccolo qui, guardate che attacco da seconda linea. 11-4. Salto flot. E c'è il punto e la lì ad una volley Padova. Punto numero 5 per la Duna, eccolo qua, bel muro. Ogni tanto che Davide vince contro Golia, adesso c'era questa differenza di Angelica Tiozzo. sì. Non se la prendano assolutamente per questi riferimenti, però la fisicità è una cosa oggettiva. La media altezza della Susanna Immoco Sandona è molto più alta della Alia ad una volley Padova. 12-5 il parziale, va al servizio il numero 10 Margherita Brandi. Salto flot per lei, buona battuta, buona anche la Ricce. Tiozzo, bella palla. Bella alzata di Angelica Tiozzo Barziola, che è la palleggiatrice classe 2002 della formazione di Padova. Sì. Al servizio Emma Tolina. 12-6 il parziale, tiene il vantaggio di 6 lunghezze la formazione veneziana. Salto flot. Bella battuta. Sì. E buona anche la Ricce. Primo, mamma mia che super difesa. Sì, bellissima. Palla viva. Proprio in... Lui là, il pallone finisce out. Out però, bella Sì, palla, sì. palla fuori, termina fuori.
Sì, non so se era, cioè il mio dubbio era se era stata toccata da qualcuno questa palla. Bellissima difesa comunque sul primo tempo di Emanuela Agbordabi. Ancora il servizio Emma Tolin. 12-7, 5 ore le lunghezze di distacco tra queste due finaliste di questa Under 18 femminile Regione Veneto 2019. Ancora una bella questa Palla in battuta, campo. sì, c'è l'ace. 12-8 e adesso 4 le lunghezze. Vediamo se riapre il set la Lia Aduna Volley Padova. Ancora il servizio Emma Tolina. Buona battuta che questa. Bella battuta, sì. Vediamo Frosini a tutto braccio, tiene la difesa. palla Pallonetto corta, chirurgico, sì, palla sono ancora arrivati, attiva. free ball. Adesso si piazza bene il muro. Tiozzo in 4. Questa palla un po' al limite, ma credo buona, un po' al limite. Mamma mia, la Lia Aduna Volley Padova sta mettendo. Brava, che bel tocco di Anna Pelloia, ma buona la copertura della squadra patavina. Adesso Pelloia ha il tempo di ragionare un po' di più sull'alzata. Che mani è fuori. Le proteste della panchina della Duna piuttosto vibranti nei confronti della coppia arbitrale per un presunto fallo in palleggio di Cagnin. Siamo 13-8 per Sandonà. E qui vedono, stanno tirando un po' il fiato le ragazze di entrambe le formazioni, perché questo scambio è stato molto. Adesso vedete il tifo patavino della Lia Aduna Volley Padova, e adesso invece c'è Anna Pelloia al servizio. 13-8 il parziale, 5 le lunghezze di distacco tra queste due formazioni. Tiozzo in bagger. Mamma mia, ho visto la palla che sfiorava il soffitto. Poi qui si intendono male Pelloia e Agorbaldi, e arriva così il punto numero 9 per la Duna. 9-13 terzo set. Ricordo Sandonaico che rivediamo l'incomprensione tra palleggiatrice e centrale di Sandonà. Ricordo 2-0 Sandonà, 25-9, 27-25. Ora siamo 13-9 ancora per la squadra veneziana a caccia del suo 52esimo titolo regionale. Anna Menegaldo al servizio. Pallonetto difeso, arriva una free ball a Sandonà, vediamo adesso come la sfruttano, se la sfruttano. Che bella difesa! No, peccato. Caspiterina. Peccato, la palla che tocca il soffitto del Palasport. Super attacco di Emma Cagnini. Ha tirato tutto braccio la giocatrice trevigiana che milita nella Susanna Imaco Volley Sandonà. Eccola proprio quest'ultima al servizio. E trova l'ace. Sì. 15-9. Allunga più 6 la formazione guidata da Matteo Trolese. Ancora il servizio Emma Cagnin dopo l'ace. Ottima battuta. Filo rete. Sì. Che battuta. Che bella palla. Mamma mia ragazzi. Canazza, forse Alice Canazza è stata. Credo Emma Tolin. Sì, Alice. Alice? Sì. Ha tirato di tutto braccio. Sì. Con una potenza, e adesso va al servizio. 15-10 parziale, 5 le lunghezze di vantaggio per la Susanna Imaco Volley Sandonà, ma mai dire mai. Salto spin per questa atleta al servizio. Bella. Lei tira, Sì. Morui che Mamma salta mia. altissimo, la grande difesa. Adesso di gliela Turri. ripropone. Questa volta la mette giù. Morui, 16-10. Non è andata la prima, è andata la seconda. Eccola qui. Al servizio Emanuela Agbordabi. Tiozzo, gran tocco della palleggiatrice della Duno, molto brava a tenere nascosto il pallone fino all'ultimo, poi a
conquistare il punto numero 11 con questo morbidissimo pallonetto, molto bello, vedete, spiazzato muro e difesa di Sandonà. Il capitano al servizio dell'Alia Aduna Volley Padova, Giorgia Turri. Buona Narice, palla attaccata a rete, la salva molto bene Giorgia. Scusate ancora, Cagnin seconda linea, la difesa della Duna, palla viva, Tiozzo, posto 4, brava, bravissima Emma Tolin, bello scambio, Duna che comunque va applaudita perché c'è alla fine e continua a giocare, a parte quel brutto primo set, poi per il resto comunque sta tenendo testa Sandonà, questo fa sicuramente bene alla partita. Ancora il capitano Giorgia Turri al servizio, 12 per l'Alia Aduna Volley Padova, 16 per la Susanimo Volley Sandonà. Bel servizio, infatti la realizzazione resta molto staccata da rete, arriva un pallone a filo, viene salvato da Margherita Brandi. Palla che sembra non essere passata, sono di questo avviso gli arbitri, 4 tocchi per la Duna e quindi punto numero 17 per la Susanimo Volley Sandonà. Abbiamo rivisto in effetti il pallone che sembrava non essere effettivamente passato. Mamma mia, ha sfiorato il nastro. Ma gran palla. Ho visto bene una fasta di Giorgia Celegato. sì, Eccola qui inquadrata. Poco servita fino a questo momento, ma bell'attacco. 17-13 parziale, attenzione, doppio cambio nella diagonale della Susanimo Volley Sandonà, entrano That's a Blessing in palleggio. Sì. E la numero 3 Vira Bondarenko. Errore in battuta di Giorgia Celegato, punto numero 18 per Sandonà, 18-13. Devo dire che Sandonà senza enormemente brillare sta tenendo botta a questo terzo set, sì. Tiene questi 5 punti di vantaggio che la tengono un po' in sicurezza. Mani è fuori, vincente ancora Emma Tolin, molto brava. C'è il muro che è girato troppo a mio avviso, cioè non è solo... Questo muro dovrebbe svoltare un po' più verso l'interno del campo. 18-14 il parziale. Numero 13 al servizio, Angelica Tiozzo, la regista della Alia Aduna Volley Padova, e trova l'ace con lo sguardo incredulo delle ricevitrici della Susanimo Volley Sandonà. Eccolo qui, guardate il replay. È proprio l'incrocio delle righe. 18-15, Aduna che è lì. E lì comunque non molla. Si fa sentire il fiato al collo alla Susanimo Volley Sandonà. Ancora il regista Tiozzo al servizio, altra bella battuta, tiene malino Emma Cagnin. Bella opportunità in contrattacco ora per Tolin. Eccola lì. Chiude Emma Cagnin invece. 19-15, Sandonà che si avvicina a grandi passi verso il proprio titolo regionale. Sono finora 51 i titoli regionali vinti dalla società veneziana, a caccia del 52esimo in questa partita, avanti 2-0, 19-15. In battuta abbiamo Margherita Brandi. Buona Rice, mamma mia, bellissimo l'attacco e benissima anche la difesa. Pallonetto un po' l'ofio di Omorui. Sì. Concordo con te, era un po' telefonata. E mette a segno il punto numero 20 Vira Bondarenko, 20-15. Un po' pizzicato sto secondo tocco, infatti, un po' pizzicato della Susanimo Volley Sandonà. Ancora il servizio Margherita Brandi. Da indicazioni tecniche Matteo Trollese alle
ragazzi in prima linea. Brandi al servizio, ricezione un po' staccata, palla alta in zona 2. Murone di Cagnin. Sì, su Emma Cagnin, mura l'attacco di Emma Tolin, più 6, e diciamo che inizia a ipotecare pian piano questo titolo la Susanna Imoco Volley San Donato. Più 6, davvero San Donato ora un passo dal titolo regionale. Sì, di questo 2019. Che bello vedere la regia, naturalmente non si vede inquadrati, ci sono i due allenatori della finale precedente dell'Under 18 maschile. Sì, Giorgio Sabadini e Johnny Cappelletto, sì, che stanno discutendo tra loro. Sì, tranquilli, anche perché bellissimo. si conoscono da una vita, chissà mai se hanno, non credo che abbiano giocato assieme, ma potrebbe anche starci. Però è bellissimo questo scambio, sì, immagino una chiacchierata tecnica. Sì, ma anche sono anche molto amici, quindi ci sta. Giusto spirito come sempre nella pallavolo. Ancora Cagnin, allora c'è un'autostrada davanti per il Imoco Volley San Donato per chiudere il terzo set e cucirsi sul petto il titolo regionale 2019. Ci pensa ancora lei, la numero 8 della Susanna Imoco Volley San Donato. Ancora il servizio Margherita Brandi, bella battuta flot, la ricezione è staccatissima, vediamo alla out. Ha mollato, è sì. in rottura prolungata ora la Duna. 23-15 più 8. Ancora Margherita Brandi al servizio. Ecco qui il play di questo attacco. Salto float per lei, sempre libero, trova un mezzo ace. E c'è un errore, sì, 24-15. 9 palle match, 9 palle per il titolo tricolore per la Susanna Imoco Volley San Donato, 22-0, 24-15, match ball. Margherita Brandi pronta al servizio. Vediamo se sforzerà il pallone e c'è trova l'ace. E si aggiudica il titolo Under 18 femminile 2019, la Susanna Imoco Volley San Donato. Quindi vanno a 52esimo titolo. 52esimo titolo regionale, ce l'ha veduto il presidente di San Donato poco prima dell'inizio della partita, proprio perché domani possiamo fare anche un po' di pubblicità. La Gazzetta dello Sport ci sarà un inserto proprio sponsorizzato da CRAI, che è lo sponsor delle finali nazionali, dove si parlerà della finale nazionale Under 14, dove appunto San Donato, il presidente di San Donato e l'allenatore raccontano un po' la propria storia, questa storia di questa società che si fregia questa sera del 52esimo titolo regionale. E devo dire comunque complimenti anche alla Lia Duna Volley Padova, sì, che ha tenuto viva nel secondo set questa partita, che da come era partita sembrava scontatissima, invece non è stato proprio così. No, assolutamente, comunque 2 set di qualità, il primo un po' meno, ma insomma San Donato è campione regionale, così come Volley Treviso, quindi siamo in chiusura, Alberto, di questo pomeriggio, sì, ennesimo pomeriggio di streaming, di diretta streaming, questa novità che quest'anno abbiamo voluto inserire come comitato regionale FIPAV Veneto, e che speriamo possa avere chiaramente vita anche per le prossime finali e per l'anno prossimo, e mi corre veramente l'obbligo di ringraziare Renato Sandella e tutto lo staff, la regia che ci ha seguito dal trofeo dei territori alla finale Under 16 alla finale Under 18 per la grandissima qualità delle immagini, abbiamo avuto veramente dei grandissimi apprezzamenti da parte di tutti, quindi siamo veramente felici di aver offerto a tutti gli appassionati di pallavolo un ottimo servizio. Queste immagini finali proprio di Renato Sandella in campo, questo invece è Leonardo Ferrato, il palleggiatore, sì, di Padova, con alcuni giocatori della Chioene, gli abbracci anche delle ragazze, vedete anche dell'Under 16, questa è Alice Santuz, insomma tutte insieme per festeggiare il San Donato campione regionale. Penso che sia veramente tutto. Alberto, sì, cosa dici? Possiamo salutare? Li salutiamo, alla prossima e buona pallavolo e buona domenica sera a tutti. Buona pallavolo a tutti, ciao!